Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Far Cry 3, il Comendone incazzato nero. Per l'ennesima volta casini con Formula 1. Le varie mod che ho messo hanno messo in conflitto un po' il gioco, casini. E mi parte il salvataggio, non ho capito. Cioè ragazzi, ve ne basta. Cioè, i giochi di Formula 1 mi hanno rotti i coglioni. Adesso, aspetta, qua abbassiamo sta merda. Adesso veramente ci aspetto Project Car. Audio, no, qualità video molto deficientone. Eccolo qua. Ciao. Aspetta un attimo. Aria qua. E insomma ragazzi, veramente, cioè basta con i giochi di Formula 1. Mi ha rotto il cazzo, cioè basta, avete rotto le balle. E quindi sospetto Project Car sarà quello un nuovo gioco di macchine, perché sti salvataggi veramente mi stanno... Ho visto su internet che insomma più persone hanno avuto problemi, pazienza, quindi né Edward né in singolo. Quindi ho 50 gare di Melbourne e nessuna completata, vaffanculo. Ragazzi, i Mori di Venezia hanno vinto, quindi stiamo risalendo in classifica, il Comendone qua sta segnando a raffica, sono felicissimo, ma adesso andiamo con Far Cry 3, il super gioco. Allora, dove sei amore mio? Dov'è il segnale? È qua. Che voce ragazzi, mamma mia. Mamma mia. Andiamo, andiamo. Andiamo a volare. La 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 la. Vai ragazzi, andiamo. Noi andiamo a volare. Oh! Mamma mia. Ah, ok. Non mi ricordavo più i tasti. Ah, pippone. Ah, pippone. No, merda. Vai su. Guarda che bello il paesaggio. Ok, perfetto. Corri, Forrest, corri. Senti la calma. Troppo rilassante. Volare. Oh, cantare. Oh. Oh ragazzi, adesso ho in mente anche una nuova cosa con Fly Simulator, però non voglio anticipare niente ragazzi. Però, oddio, c'ho gli alberi. Occhio agli alberi, occhio agli alberi, occhio agli alberi, merda, 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 aia! Che pippa obesa. Aspetta un attimo ragazzi, che il bode mi ha scritto, forse riusciamo a portare anche il bode. Ta 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 ta, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Senti sti cani de merda, oh. Andate a fanculo, cagnetti. Vediamo se riusciamo a prendere il bode. Ok, ha finito di lavarsi e porta la pappa di qua. Aspettiamo un attimo. Sti cani. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao amore. Ciao amore. Scaliamo la montagna, scaliamo la montagna, scaliamo la montagna. Scalia. Ah. E vaffanbrode. Che palle però. Che dumaroni. Dai vecchio mio, su. Salta, mamma mia del signor, madonna. Vediamo se il body è arrivato.
risponde il bode. Risponde il bode che è su un video. Vediamo. Ok. Ragazzi, continuiamo. Intanto abbiamo invitato anche il bode in chat. Elia! Il bode... Spettacolo del bode! Spettacolo del bode, le cuffie... Grazie, qua c'è... Aspetta un attimo. The Fantastic Bode. Salvataggio. La bussola punta verso il basso. Come? Sto qua. Se sei su un video, bode di Far Cry. Ora di storia. La tomba del capitano Lincoln. Sto registrando Far Cry, La vecchio. leggenda narra che si prese delle fisse da Grande, faraone, in se diretta la fece così costruire proprio... dagli È una autoctoni carambata prima dell'arrivo di Sì. Nessuno Arditata, che sorpresa. Ascolta, vecchio, dopo cominciamo il torneo di War. Non sei voglia di fare una partita? Va bene, va bene. Tutto in diretta, ragazzi. Solo su Comenda Veneziano Channel, il Comenda dei bambini piccoli. Cosa devo fare? Commenda Veneziano Channel, il channel che non ti aspetti. Ragazzi, oggi il bode è tornato ad allenarsi. Il nostro Alexander Pato è tornato ad allenarsi. Sono già caduto. Ah, e guardate il telegiornale. Se un tsunami ha colpito Tokyo è colpa mia. Ecco, quando il bode fa così dimostra... Ecco, quando il bode fa così dimostra di avere il pene eretto. Allora, andiamo avanti. All'ennesima potenza. Come un Power Ranger che si trasforma. Ecco. Bode, dai, raccontaci un po' come è andato il primo allenamento dopo 2 mesi. Sei stanco? Hai il culo stanco? Cosa succede? Raccontaci. No, il gomito mi fa malissimo perché sono caduto di culo in una maniera allucinante. Immagino. No! Campo scivoloso da morire. Devo fare il salto della fede in una cazzo di in un lago, una roba del genere. Ragazzi, Sei su Far Cry. Siamo, lo so, è pure così. 3, 2, 1. Grande. Per la Red Bull, per la Red Bull, sentite le quelli della Red Bull, quelli adrenalinici. Sì, sì. Fantastico. Beh, guarda che, ragazzi, che grafica. È quasi più bello di Far Cry il gioco, quasi però. Quasi. Ok. Dove cazzo devo andare, Fiori? Ma non senti il mio profumo di buono che arriva a casa tua, senti? Sì. Io mi sono lavato con un... che cazzo mi sono lavato? Non lo so neanche io. Allora, aspetta un attimo. Ok, andiamo su. È difficile sta missione. Missione dura per il Comenda. Missione dura per il Comenda, ragazzi. Non capisco dove cazzo... Siamo tutti con te. Tutti. Sì, sono un leprotto in calore. 3.000 passi iscritti. Oh, ce l'ho fatta, Fiori. Una grafica stupefacente. E non è una droga, ragazzi. Allora, andiamo. Comendone, non dirgli che te l'ho chiesto io, ma fai pubblicità della mia pagina. Ma non te l'ho chiesto io, tranquillo. Ah, è vero. Ragazzi, c'è una pagina. Allora, aspetta, prima di andare avanti. C'è una pagina che ha fatto il bode. È una pagina pro Justin Bieber di One Direction. È una pagina che sponsorizza questa. No, è una pagina proprio per Justin Bieber. No, insomma, è una pagina dove praticamente si chiama Pensieri Liberi. E praticamente tu puoi parlare di tutto, sempre con moderazione, senza rompere troppo il cazzo con offese o robe razziste. Insomma, ecco, potete essere razzisti con certa gente, con certa no, tipo con gli interisti, se volete anche sì. Però ce ne sono pochi. è una pagina interessante, fatta da persone intelligenti. Sì, so, anche il bode è intelligente, ve lo assicuro io. Ed è un modo, insomma, per poter discutere liberamente tra persone adulte e tutto. Quindi Facebook, cercare anche amicizie, magari conoscersi con 3 persone nuove, magari anche per i tuoi iscritti, magari per avere la possibilità di conoscere anche te, magari conoscere anche altre persone. Sì, no, assolutamente, no, ma è una bellissima cosa. Questo social network al meglio, insomma, senza stare là a cercare di guardare i cazzi degli altri e basta, insomma, facciamo i nostri insieme, tutti insieme appassionatamente, insomma. Così. Ci sono anche ragazze, quindi ci sono pensieri liberi. Nel senso che come pagina se scrivete pensieri liberi ce ne sono tantissimi. Il mio è quello che ha un'aquila che passa praticamente vicino al sole e ha 38 mi piace al momento, quindi... Sì, io sto morendo! Porco diaz! Non morire.
Diaz. Madonna, sto Diaz. Sono morto. Comunque sì, la pagina 38 mi piace e bene. Mi fa piacere. Sì, sì. Mi fa piacere, sto bene in casa. È che è difficilissimo giocare a Far Cry e ciaccolare, è veramente difficilissimo. In pesardo per i commenti. Cosa ci fanno qui? Ecco, quando il bode parla così non è eccitoso. È troppo eccitoso. Sì, è che da solo mi metto, guarda. Vai ragazzi, vai! Guardo il video che Vai, faccio cloccami! tutto. Cloccami! Cloccami! Ah! Scusate ragazzi, Non momento. che stai giocando a Far Cry, comincerai a preoccuparmi, credo. Oh ragazzi, io mi eccito con il Far. Vai, sono con lanciafiamme! Il lanciafiamme è troppo figo. Ecco, sentiamo la pupetta. Ciao pupetta! Un saluto alla pupetta, sì. Occhio! Interviene Roma. Adesso sono con il mitra, vai! Joe Rambo! Vai, Joe Rambo. Vai, John Travolta Rambo! Merda, ho l'arco, non ho più un cazzo, merda. No, con l'archetto però no, Spero che non ci metta a ballare Stay Alive, se magari... Ma non è sabato sera. Aspetta. Credo Stay Alive. Ah, giusto. Ah, scusate un attimo. No, sono con l'arco, fioi. Shogun Total War. Shogun Far Cry Total War. Effetto Assassin's Creed. Ragazzi, sono troppo contento perché lì è tornato a giocare. È una cosa incredibile. Oggi ha dimostrato che il vero attaccante è lui e non sono io. Ah, ok. Con una prestazione degna di nota. Ha fatto 3 rutti, 2 pippe e 4 scorreggette. Vero? Giusto. No, le scorreggette erano un po' di più, però dai, va bene, dai. Però Elia, cioè, è entrato da un minuto e già si lamenta. Il bode già si lamenta. Pensa. Aia, sto morendo, vaffanculo. No, non morire. Sì. Continua, dai. Cosa ho fatto? Prodezza cumendiana. Numeri. Sto morendo, coglionata cumendiana adesso. Ragazzi, se volete potete trovare il Kumenda su Wikipedia, la voce deficiente. Aia. Oddio, dove sono? C'è una foresta e non è la figa di Far Cry. Ah, perché lo sapevi lei che su Far Cry c'è una figa e si chiama Citra? Citra? Sì, infatti ho fatto un video per il Citro, stupendo. Sì, la tua salute. Fottiti, obesoide. Fottiti. Oddio, aspetta. Cos'è successo? Citra. Cioè, ma può essere che sono l'unico al mondo? Ecco. Sì. No, scusa Elia che sono un po' rincoglionito oggi. Veramente mi sento un deficiente di proporzioni obese. Madonna, è difficilissima sta missione, cazzo. Poi se la fai mentre ciaccoli, cioè, è ancora più dura. Beh, mi hai messo all'estremo. Lo so, bode, lo so. Che sporo che mina! No! Ho sbagliato! No, sono morto, fioi. No. Ecco. Ecco ragazzi, dopo questo momento di veramente indefinibile, visto che questa missione purtroppo è una missione dura e col bode non riesco, vado subito su Worms per cominciare il torneo bode vs Kumenda. Vai con i figuroni di merda. È la stavolta che è il torneo e quindi conta per vincere milioni in gettoni d'oro, vince il bode, sono sicuro. Beh, certo. Raga, un saluto dal Kumendone. Ricordo ancora la pagina di Elia, Pensieri Liberi. E come sempre, il saluto finale lascio il mini bode. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.